Di nuovo buongiorno a Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Partiamo con le preoccupazioni espresse dal sindacato FSP Polizia di Stato relativamente alle nuove assegnazioni di poliziotti. Nonostante siano 1300 in tutta Italia, al Friuli Venezia Giulia aspetteranno solo poche decine di agenti in arrivo a fine mese. Secondo il sindacato preoccupare è soprattutto la mancanza di rinforzi ai confini, ma tutte le questure della regione sono sotto organico. Allora sentiamo Daniele Micheluzzi. Buongiorno da Pordenone, siamo in compagnia di Raffaele Padrone, segretario dell'FSP Polizia di Stato della provincia di Pordenone, fresco tra l'altro di rinnovo per quanto riguarda questa carica. Parliamo di sicurezza perché c'è stata una movimentazione di agenti in tutta Italia, sono finiti anche i corsi e allora ci si attendeva per il Friuli Venezia Giulia nuovi rinforzi. Qual è la situazione? La situazione è gravissima, io ho scritto siamo alla frutta, ma qua siamo oltre alla frutta, veramente il piatto piange, lasciatemi dire questa condizione, il numero degli agenti nella provincia di Pordenone, perché devo dire provincia, perché parlo di tutte le specialità, dalla polizia stradale alla polizia postale, la condizione della provincia di Pordenone nella polizia di Stato è veramente grave. In una movimentazione di 1370 agenti assistenti in tutto il territorio nazionale, il numero che arriverà il giorno 28 a Pordenone è di 4 agenti. 4 agenti che chiaramente non sono agenti nuovi, freschi, hanno un'età sicuramente che arriva ai 45-50 anni, parliamo di gente che ha già oltre 20 anni di servizio. Quello che invece magari altre città come Udine, Trieste, Gorizia hanno ricevuto agenti provenienti dall'ultimo corso, riceveranno in questi giorni questi colleghi, però anche lì le condizioni sono estremamente ridicole. Perché di che numeri parliamo? Parliamo di massimo 8 persone a Trieste, parliamo di 6 persone assegnate alla questura di Gorizia, che ha un problema non indifferente, quella del centro di accoglienza. Quindi voglio dire, il Ministero e il Dipartimento si sono veramente dimenticati del Friuli Venezia Giulia. Io ho fatto una dura critica alla politica locale, abbiamo fior di onorevoli, di sindaci interessati in campagna elettorale e nei loro comizi elettorali, parlano di sicurezza. Io dico a loro: guardate che non siete stati ascoltati né voi né noi, perché guardi, c'è una grossa problematica nazionale. Dovete sapere che circa 5.000 sono gli agenti che escono per raggiunti i limiti di età ogni anno dalla Polizia di Stato, uomini e donne che raggiungono i 60 anni vanno in pensione. Cosa significa? Significa che con gli arruolamenti che ci sono, adesso partirà a agosto un altro corso, ma il numero è di circa 2.000-2.300 persone, quindi ogni anno ne escono 5.000 e ne entrano massimo 2.000. Ecco, da tempo voi chiedete rinforzi, naturalmente sappiamo che adesso ci servirebbero dei controlli per quanto riguarda gli assembramenti, ma soprattutto al confine dove la rotta balcanica continua a premere, nuovi ingressi di immigrati non regolari sul nostro territorio, e quindi lì servirebbe anche un potenziamento che a quanto pare non ci sarà. No, non ci sarà, perché ripeto, con 8 agenti le pattuglie miste non so come riusciranno a farle, ma se lei si ricorda non più di un anno fa venne un ministro che disse che sarebbero arrivati 100 uomini anche dell'esercito per far fronte a questa immigrazione clandestina. Questo non è mai stato attuato, non è mai arrivato nessuno e non sono sicuramente arrivati 100 uomini dell'esercito per far fronte alle nostre frontiere. Ecco, speriamo che vada meglio con il prossimo corso. Quale può essere la prossima data utile per avere rinforzi? Ad agosto partirà un nuovo corso, speriamo che da qua al termine del loro corso di perfezionamento qualcuno intervenga veramente e metta mano a questi numeri, perché ripeto, solo su Pordenone dal 2020, con delle proiezioni dal 2020 al 2025, sono oltre 80-90 persone che lasceranno il servizio per limiti di età. Poi c'è sempre qualcuno che
nota che la situazione economica non va come deve andare e ogni volta abbiamo sempre qualcuno che si aggiunge, un anno prima o 2 anni prima lascia il servizio. E allora grazie a Raffaele Padrone dell'FSP Polizia di Stato, da Pordenone è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Micheluz, ci spostiamo a Trieste dove questa mattina è stato presentato il testimonial per la regione del progetto Plastic Free. Si tratta del tuffatore Alessandro De Rose, lo ha presentato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimaro. Ci racconta tutto Andrea Pierini.